Salutare, visto che è arrivato adesso il dottor Marvini, che è in rappresentanza di Confindustria Veneto Est e che ha dal suo braccio parlante il dottor Mauro Zannaro. Adesso se hai piacere Mauro di dire due parole, altrimenti lascio la parola ai sindaci prima che ci scappino dalle mani delle loro opinioni. Prego Mauro. Sì, allora intanto saluto tutti e grazie per l'invito, perché per chi non mi conosce sono il rappresentante di Confindustria Veneto Est del territorio del Delta del Po e della zona di Chioggia Carattere. E con me ci sono vari imprenditori del territorio ed era interessante anche per noi capire, ascoltare ed approfondire anche la conoscenza. E come sempre da parte nostra c'è il massimo impegno di fare impresa, ma soprattutto di produrre quell'economia sana, sostenibile, perché per noi il territorio è importante, il nostro territorio dove viviamo, dove lavorano i nostri collaboratori, dove lavorano le famiglie dei nostri collaboratori, e questo è il nostro, diciamo, impegno principale. E mi sembra di dover capire che dal punto di vista dell'impiego di personale è minimo, perché si parla di 10 addetti, non so quanti saranno poi di ricaduta sul territorio, ma dopo sicuramente ci sarà anche un indotto e mi sembra di capire che c'è un intervento con tanta prefabbricazione e quindi anche lì il ritorno sul territorio è molto limitato, però insomma da parte nostra credo che c'è, nel momento in cui ci sono tutte le garanzie, e mi sembra di capire che un'attività di questo genere è meglio averla sotto controllo che lasciarla in giro che dopo non si può neanche controllare. E sicuramente sarà da capire invece come può essere il ritorno, diciamo, di bonus tra virgolette sia nel territorio, ma come si parlava prima anche di ovviamente per migliorare il servizio, ma migliorare il servizio anche da parte nostra. Noi siamo su un territorio dove è molto carente dal punto di vista della viabilità. Ho capito che l'impatto per quanto riguarda i mezzi di trasporto è molto limitato. Ho fatto un conto di circa 6-8 autotreni al giorno, vedendo le 28 tonnellate di trasporto che possono fare. Quindi da parte nostra credo che c'è un'attenzione per capire se effettivamente, come si parlava, non ci sono effetti collaterali, anche una minima percentuale per noi è importante. Volevo solo fare una domanda: è una tecnologia francese e in Italia c'è tecnologia alla pari, e come mai si è scelta un'azienda, diciamo, francese che avrà anche il monitoraggio e il controllo di questo sito produttivo per lo smaltimento? Grazie. Allora, la tecnologia utilizzata è una tecnologia conosciuta dagli anni 60. Il letto fluido e bollente è stato inventato dai giapponesi per evitare di avere dei residui di combustione significativi. È semplicemente un letto fatto di sabbia, silicia, come qualsiasi cosa, mandato alla massima temperatura, immaginate sabbia rossa, incandescente, che a contatto col materiale che viene introdotto nella camera si incendia, cioè non si incendia, diventa tutto rosso, cioè si polverizza. Quindi la tecnologia non è recente. Perché quella francese piuttosto che quella messa a punto per esempio da alcuni colleghi svizzeri o altri? Il letto fluido in Italia è stato proposto ma non per i fanghi, per altri tipi di materiale. La particolarità dell'impianto di Saint-Étienne sta in questo: la camera di combustione è una camera completamente in acciaio, in leghe speciali di acciaio. Lei immagini il tempo di avvio dell'impianto e il tempo di raffreddamento è enormemente inferiore rispetto a un normale forno refrattario. Lei sa che i forni dotati di refrattario, per mandarli in temperatura, hanno delle curve di crescita di giorni, perché devono arrivare a 850 gradi,
e delle curve di discesa per raffreddarle altrettanto, il che li rende poco flessibili, mentre specialmente in prossimità delle manutenzioni ordinarie, no? Tu devi fermare l'impianto anche 10 giorni per raffreddarlo e poi devi riaccenderlo in 10 giorni. Invece con il forno in lega d'acciaio questo non avviene. Perché un forno in lega d'acciaio speciale, quelli per alta temperatura sostanzialmente, è idoneo? Perché la FMI ha messo a punto dei dettagli tecnici che sono tutti come si dice, brevettati, che permettono di sopportare le dilatazioni sui 3 assi in modo eccezionale, cioè il forno si dilata e si contrae a seconda della temperatura, scivolando su degli slit che Martinetti che loro hanno brevettato. È una tecnologia eccezionale perché non sembra, ma aumenta l'efficienza di un bel 15%. C'è un altro motivo secondo me importante, è che in Italia c'è un impianto in questo momento funzionante, è un impianto del FMI, e a Milano se uno vuole montare esattamente quell'impianto lo può fare sul territorio italiano ed è di quella società, quindi insomma è concreto. Ha anche un limite, che non può bruciare i rifiuti industriali, perché essendo in acciaio la camera di combustione si corroderebbe. Quindi quando sento dire che l'impianto è destinato al recupero dei rifiuti industriali, dei fanghi industriali, non ci sta proprio, non esiste, perché per avere un forno che recupera quei tipi di materiale occorre avere le camere protette, fatte in refrattario, non in acciaio. Non sanno neanche la tecnologia che esiste dietro, dovrebbero controllarla. Se noi mandiamo dentro un fango proveniente da processi di lavorazione dei prodotti petroliferi che contengono zolfo, spesso cloro, quindi formazione di acido solforico e acido cloridrico, quel fango quel forno non durerebbe 6 mesi, sarebbe sciolto. Quindi non ci sta. Non so se ho risposto. Io dico di Porto Tolle. Sì, un gruppo, proprio un gruppo.